Sindaco, allora ieri sera seduta del Consiglio Comunale, arrivano buone notizie per la contabilità, i precari possono stare tranquilli. Ci aggiorni? Sì, dopo quasi 2 anni e mezzo finalmente siamo riusciti ad approvare nell'arco di un paio di giorni, il 29 e il 30, i rendiconti 2021, 22 e 23 e i consolidati 2021, 22 e 23. Indispensabili da una parte per dare finalmente seguito a quello che per 25 anni è stato un precariato e quindi dipendenti che anno per anno non riuscivano a sapere quale fine avrebbero fatto, e finalmente abbiamo messo un punto fermo a quello che è la loro stabilizzazione. Infatti sono ormai lavoratori a tempo indeterminato di questo comune. Si è fatto qualcosa di importante, tenete conto che sono trascorsi quasi più di 25 anni mantenendo una condizione ed una situazione lavorativa che ritengo da terzo mondo. Non si possono tenere per 25 anni lavoratori a tempo determinato che hanno costruito su quel lavoro una famiglia, aspettative e aspirazioni. Finalmente siamo arrivati a mettere un punto fermo. Dall'altra parte, in questo modo riusciamo a sbloccare trasferimenti attualmente bloccati al Ministero e quindi daremo una boccata d'ossigeno alle casse comunali. Questo è il preludio all'uscita da un tunnel che ha visto la città di Porto Empedocle passare da una città che è stata fortemente al centro di questa provincia, ma che negli ultimi anni purtroppo è caduta in una condizione di grande disagio e di grandi difficoltà economiche. Quindi stiamo cercando e abbiamo fatto quindi già un risanamento dal punto di vista economico, stiamo quasi uscendo da questo tunnel che ci ha portato diciamo nelle condizioni in cui attualmente si trova. Per il futuro stiamo lavorando cercando di far ripartire la macchina amministrativa e di dare agli altri 16 lavoratori che sono gli ASU, anche a loro da qui a breve una stabilizzazione. C'è stata un'ampia partecipazione al Consiglio? Questo è un dato che rammarica me, ma ritengo che debba rammaricare l'intera città, perché purtroppo alcuni consiglieri comunali, soprattutto quelli di minoranza, che capisco ci possiamo dividere e dibattere su punti che riguardano la città ma che non abbiano un'importanza particolare, ma quando si discute di punti importanti come quella del destino di 56 dipendenti comunali e della vita, sopravvivenza dell'ente comune e quindi della città di Porto Empedocle, hanno disertato, ognuno con una motivazione diversa, i consigli comunali del 29 e del 30. Quindi il mio grazie va ai consiglieri comunali di maggioranza. Mi dispiace, sarebbe stata per i consiglieri di opposizione il momento per far capire che su problemi importanti non si ci divide ma si ci unisce. Purtroppo questo non è avvenuto, mi rammarico, speriamo che in futuro possano avere la capacità e l'intelligenza di capire che su temi importanti bisogna unirsi. Ecco, come si guarda al futuro, Sindaco? Stiamo lavorando e stiamo programmando per tutta una serie di attività e di interventi che saranno messi in campo da qui a breve. Ritengo che le condizioni e il tempo ci darà alla fine ragione, perché purtroppo mettere mano a questo comune da 2 anni e mezzo a questa parte non è stato facile, ne eravamo consapevoli, però adesso cominciamo a vedere la luce e quindi siamo ottimisti per quanto riguarda il futuro della città di Porto Empedocle.